I diversi tipi di pasta, da quelli più famosi a quelli tipici della tradizione genovese e ligure, la loro storia quasi millenaria, gli strumenti per forgiarli e le ricette per gustarli. Lasagne, trenette, fusilli e panzotti sono loro i protagonisti della 32esima edizione del Lunaio de Ciavai, realizzato come tradizione dall'Associazione O Castello come forma di autofinanziamento. Ancora una volta a curarne l'aspetto storico e archivistico, da 12 anni a questa parte, l'esperto di storia locale Cesare Dotti, che dell'argomento ha ricostruito in chiave locale, ma non solo, l'origine, la storia, i modi di dire e il lessico. Quest'anno ho voluto dedicarlo alla pasta perché è un argomento molto vasto, molto legato alla nostra vita. Noi la pasta la chiamiamo vianda, da vivenda, cioè ciò che serve per vivere. Quindi è intrinsecamente legato alla nostra vita, alla nostra cultura, quindi per un anno magari non abbiamo parlato di pietre, di palazzi, di vie, ma abbiamo parlato di una cosa fondamentale che ormai è un alimento universale, ma a me interessava mettere in rilievo la declinazione ligure di questo alimento universale, la pasta alla ligure appunto. Sulla copertina dell'edizione 2017 fanno bella mostra di sé gli stampi intarsiati in legno per i crosetti. All'interno poi le foto in bianco e nero raccontano di utensili, luoghi e persone di un passato ormai lontano. Le copie del calendario verranno ora distribuite ai soci, ma saranno acquistabili anche in edicola come regalo natalizio. Per l'Associazione O Castello inizia un mese ricco di iniziative, a cominciare dalla consegna del premio di poesia Ciavai. Un mese ricco di avvenimenti, avremo giovedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, al pomeriggio, ore 16 all'auditorio, la premiazione del premio di poesie Ciavai e delle fotografie e delle tesi riguardanti il territorio di Chiavari e saranno presenti i Trallallero, questi canti genovesi molto importanti. Poi martedì 13 c'è la cena degli auguri e domenica 18 dicembre al pomeriggio il confuoco, il tradizionale confuoco.